Buonasera, buonasera a Don Pietro Aprile, Buonasera. presidente dell'associazione del 19 marzo 1860 di Spadafora. Don Pietro, cosa avete organizzato questa volta? Un'associazione molto impegnata, sempre molto operativa. Questa volta cosa avete organizzato? Abbiamo organizzato una bella mostra presepiale, un'arte presepiale con 70 presepi, con 30 artisti, maestri presepisti che sono arrivati dalla provincia di Messina, dalla provincia di Catania, di Enna e anche fuori dalla Sicilia. Quando è possibile visitare la mostra? La mostra si può visitare tutti i giorni dalle ore 18 alle ore 20:30 feriali, festivi, mattina dalle 10 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 21. Nel castello di Spadafora. Al castello di Spadafora. Quindi una location stupenda per dei presepi che è veramente bellissima, devo dire. Sì, sono arrivate veramente delle belle opere, come ripeto, da presepisti, ma soprattutto da maestri presepisti che insegnano proprio la cultura e l'arte del presepe. Fra questi c'è anche Pietro Aprile, da sempre un maestro di presepi. Io non sono un amatore del presepe, mi piace farli, però i maestri sono ben altri, quelli che insegnano la cultura del presepe, l'arte del presepe. Abbiamo qua altri componenti dell'associazione, li salutiamo. Buonasera a tutti. Domenico Giacobbe E lui. Andrea Anastasi E altri che verranno dopo. Comunque che abbiamo lavorato una settimana giorno e notte per l'allestimento e siamo contenti della buona riuscita, anche perché fino adesso c'è quasi 1200-1300 visitatori. Bene, ora 1301 con Niceto TV Web che visiterà la mostra del presepe. Grazie Don Pietro Aprile, grazie a Anastasi, grazie a Giacobbe. Noi proseguiamo ora nel tour del presepe.